Al via la 14ª edizione, oggi secondo appuntamento, si esibiscono diverse scuole, un'edizione sicuramente sempre interessante considerando la partecipazione di tante orchestre. Certo, abbiamo avuto ragazzi e orchestre straordinarie ieri e anche dei bravissimi solisti. Devo dire che ogni anno ci stupiamo della sensibilità musicale che riusciamo a cogliere nello studio e nel percorso di questi ragazzi che crescono sempre di più. Poi ci sono anche quelle orchestre affezionate che di anno in anno si ripropongono e le vediamo proprio crescere, sviluppare il talento di questi ragazzi e questa è una cosa splendida. Abbiamo visto anche la partecipazione di band olandese, una cosa sicuramente bella, no? Un gemellaggio appunto con l'orchestra olandese. Si era fatto moltissimi anni fa un esperimento del genere, ma stavolta ancora è stato organizzato ancora meglio, ha visto il coinvolgimento oltre che dell'orchestra interscolastica anche del liceo musicale Majorana e ha avuto un grandissimo successo ed è stato bello fare incontrare questi ragazzi solo con il linguaggio della musica. Grazie a Stefano Tesè che è il promotore di questa bellissima manifestazione, giunta ormai alla 14ª edizione, una manifestazione che raccoglie i nostri suoni, i suoni della Sicilia, i suoni del Mediterraneo ed è un orgoglio per noi essere presenti nel guardare, ascoltare e giudicare questi ragazzi, ragazzi che si avvicinano alla musica come fonte di ispirazione non solo emotiva ma anche ispirazione culturale, qualcosa di bello che si sposa benissimo con questo meraviglioso parco e con tutto quello che c'è intorno nella nostra martoriata Sicilia. I ragazzi sono impegnati particolarmente per essere qui a esibirsi? Sì, i ragazzi dimostrano grande attenzione perché preparano tutto l'anno questa manifestazione, come altre manifestazioni in questa direzione. Quindi per loro diventa il punto massimo della loro preparazione e delle loro emozioni che poi riescono a trasmettere veramente bene. Pasquale Augello, professore di percussioni, i ragazzi si sono esibiti, sicuramente un livello musicale particolare, quello delle percussioni, so che avete vinto anche un premio recentemente. Sì, siamo stati a Caccamo in una rassegna internazionale, abbiamo vinto il primo premio col massimo del punteggio 97 su 100, col gruppo però del gruppo di percussione. Una valutazione di Euterpe questa partecipazione dei ragazzi? Ma bello, il livello è alto, la location è quella che è, quindi 10. I ragazzi si impegnano nelle percussioni? Sì, sì, abbastanza, anche se sono un po' irrequieti, ma questo è l'indole del percussionista, che hanno il sangue che bolle, però riusciamo poi alla fine quando suonano si impegnano e si concentrano abbastanza. Avremo altri 2 concorsi, il 22 saremo a Serra di Falco e il 18 saremo a Muzzomelli. Speriamo di vincere un altro primo premio.